Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi celebriamo la festa di San Mattia Apostolo. C'è questa bella notizia che il Signore riempie i vuoti che noi facciamo, i posti vuoti che lasciamo. Il Signore è capace sempre di fare cose grandi e di riempire quei posti che noi abbiamo lasciato vuoti per paura, per la nostra poca fedeltà a Lui, però il Signore fa sempre una storia di amore. E nonostante il tradimento di Giuda, ecco che il Signore ha suscitato nel cuore di Mattia questo desiderio di riempire quel posto vuoto che ha lasciato Giuda, che aveva lasciato Giuda. Carissimi, vogliamo affidarci alla bontà del Signore, che è sempre colui che ci ha scelti e ci ha amati per primi. Chiediamo perdono di tutti i nostri peccati. Perdona, Signore, tutte le nostre infedeltà. Signore, pietà. Riempici, Signore, della tua grazia. Cristo, pietà. Accogli la nostra povertà, Signore. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Signore Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati dal mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati dal mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo. Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi che ci alletiamo per il dono del tuo amore di essere annoverati tra gli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli
Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Ne proposero 2, Giuseppe detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi 2 tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Parola di Dio. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri.
come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Ecco, ci troviamo a celebrare questa festa di San Mattia e questa storia ci fa capire come il Signore riesce a scrivere dritto su righe storte. Cioè, nonostante i nostri limiti, nonostante i nostri tradimenti, nonostante le nostre fughe, nonostante le nostre ribellioni, i nostri no che diciamo al Signore, il Signore riesce a fare una storia di amore, riesce, non si rassegna che quel posto che Giuda aveva lasciato rimanesse vuoto e ha fatto di tutto perché venisse riempito quel posto vuoto ed è stato chiamato Mattia, il 12° apostolo dopo il buco lasciato da Giuda. Pietro era scoppiato in pianto, Giuda invece, disperato nel suo peccato, nel suo tradimento, ha creduto che fosse impossibile per il Signore perdonarlo ed è andato a farla finita, è andato a impiccarsi. Però il Signore ha colmato quel vuoto, ecco, con la generosità, con l'amore di un altro discepolo, Mattia che ci fa capire che ognuno di noi può essere quel Mattia di cui il Signore vuole scegliere per colmare tante volte le nostre deficienze, le nostre fragilità, le nostre fughe, le nostre mancanze di fede, di sequela al Signore, perché non sempre, tante volte noi seguiamo fino in fondo il Signore, ma il Signore non si stanca di chiamarci. Non voi, avete sentito il Vangelo, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, il Signore. E abbiamo pregato così questa mattina: Signore, donaci la grazia di essere anche noi annoverati nel numero dei tuoi eletti. Anche ciascuno di noi può essere quel Mattia che risponde generosamente di fronte a tanti che si stancano, che fuggono, che abbandonano, che lasciano, non hanno più voglia. Ecco, noi possiamo essere quelle persone che riempiono questi buchi con il proprio entusiasmo, con la propria fede, con la propria gioia. E non dobbiamo avere paura dei nostri limiti, non dobbiamo avere paura. Guardate, sentire queste parole del Salmo responsoriale, bene, questo ci riempie il cuore di speranza e di gioia,
perché il Signore è colui che solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Che cosa fa il Signore? Solleva dalla polvere il debole. Ecco, il Signore ti solleva dalle tue cadute, dalle tue paure, dall'immondizia rialza il povero, dalla tua sporcizia, dal tuo egoismo, dai tuoi peccati, le immondizie, rialza il povero. Ecco, il Signore fa queste cose grandi. Perché? Perché Lui ci ama. Che cosa ci chiede allora il Signore? Rimanete nel mio amore. Giuda ha tradito perché non è rimasto nell'amore di Dio. Ha seguito le sue idee, si è lasciato trascinare, non so, dal suo egoismo, dalla sua avidità, non lo sappiamo cosa sia successo. Però il Signore ci chiede di non aver paura dei nostri limiti, delle nostre povertà, di non mai tagliare la corda e di dire: Signore, io conto su di te, sulla tua grazia e sulle tue capacità di sollevarmi dalla polvere e dall'immondizia dei miei peccati. Tu sei capace di rifarmi nuovo, di rialzare il povero che sono io e di trasformarmi in un apostolo, in un testimone del tuo amore. Chiediamo al Signore Gesù, ecco, che ci doni questa fede e che possiamo sempre rimanere nel suo amore, sperimentare questa grazia, un Dio che ci sceglie, un Dio che ci viene incontro e che ci rinnova interiormente per poter essere anche noi fedeli nell'annunciare che Gesù è il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Uomini pentiti, accoglici, Signore, che sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa e purificami da ogni peccato. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che la tua Chiesa devotamente ti presenta nella festa di San Mattia e per questa offerta confermaci con la potenza della tua grazia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno,
per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Leone, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Mattia, San Leopoldo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli. Ecco, il primo pensiero che mi viene in questo momento è quanti posti vuoti ci sono nella Chiesa, quanti si ritirano, quanti tagliano la corda, quanti mancano agli appuntamenti con il Signore, quanti posti vuoti. Ecco, il Signore attende che li riempiamo con la nostra gioia, con il nostro entusiasmo, con la nostra fede, e non si stanca di chiamare, di scegliere, di chiamare altri ad occupare questi posti vuoti, perché Lui vuole fare festa, perché ogni incontro con Lui è uno stare con Lui, un gioire con Lui per sempre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla messa, ma di soltanto una parola, e io sono salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Il canto è al numero 62. Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Tra l'erba verdeggiante mi guidi a riposare, all'acque tue tranquille mi fai tu dissetare. Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Se in valle tutta oscura io camminar dovrò, vicino a te, Signore, più nulla temerò. Signore, sei tu
pasto, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Per me hai preparato il pane tuo immortale, il calice m'hai colmo di vino celestiale. Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Preghiamo. Non privare mai la tua famiglia dei doni divini, o Signore, e per intercessione di San Mattia fa che possiamo partecipare alla sorte dei santi nella luce. Per Cristo nostro Signore. O Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore. Hai voluto San Leopoldo, paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime, nella nostra vita, la certezza della tua presenza, del tuo amore e del tuo aiuto. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore. Con la vostra vita andate in pace. Il canto numero 168. Vergine Santa, Dio t'ha scelta con un palpito d'amore per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia noi t'acclamiamo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signore, portasti al mondo il Redentore. Piena di grazia noi ti lodiamo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave,
Ciao amici, un saluto a Giuseppe De Vitis, vediamo assieme che cosa accadrà nella giornata di mercoledì 14 maggio. Leggermente instabilità, leggermente meno diffusa, ma poche novità. Come vedete si accenderà come al solito a partire dalle ore centrali del giorno, pomeriggio al massimo prima serata, rovesci di piogge temporali, in particolar modo sui rilievi. Vediamo le temperature, sempre attorno ai 20, 22, 23 gradi, locali valori anche attorno ai 23-24 gradi centigradi. Le minime comprese tra i 9 e i 13 gradi, quindi fresco di